Scarcerati per un vizio di forma, adesso il nuovo blitz denominato Montagna 2, per riportare 10 boss in carcere. Così i carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato 10 capimafia delle cosche agrigentine e palermitane e notificato un obbligo di dimora a un 11° indagato. L'operazione è stata coordinata dalla DDA di Palermo. In manette sono finiti boss ed estorsori, già arrestati a gennaio e poi scarcerati dal Tribunale del Riesame. I giudici della Libertà nei mesi scorsi avevano annullato per difetto di motivazione ben 13 misure cautelari, sostenendo che il GIP che aveva disposto i provvedimenti si fosse limitato a fare un copia e incolla delle richieste di arresto depositate dai PM Giussi Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra. Una decisione, quella del riesame, che aveva fatto tornare liberi mafiosi ed estorsori. E per mesi vittime e carnefici si sono ritrovati faccia a faccia. La Procura di Palermo ha fatto ricorso contro la decisione del Tribunale. La Cassazione, che si sta pronunciando in questi giorni, ha dato ragione ai PM, ha annullato con rinvio già 8 delle 13 misure di scarcerazione disposto dal riesame. Dopo il blitz Montagna, rompendo un muro di omertà storico per la prima volta, decine di commercianti e imprenditori della provincia di Agrigento, per anni vittime del racket, hanno iniziato a collaborare con gli inquirenti, facendo nomi e cognomi degli esattori del pizzo. Un paradosso accaduto in una provincia che è stato teatro della più grossa operazione antimafia mai fatta nella zona. 57 arresti con boss di prima grandezza finiti in cella insieme ad esattori del pizzo, gregari e prestanome. L'hanno chiamato Operazione Montagna perché a tappeto sono stati disarticolati i vertici di tutti i clan dell'area montana. Cosche come quella di Raffadali, Aragona, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, Santo Stefano, Quisquina, Bivona, Alessandria della Rocca, Cammarata, San Giovanni Gemini sono rimaste orfane dei loro capi, come Antonio Vizzi e Luigi Pullara, fino alle scarcerazioni disposte dal riesame. Paradossalmente invece è rimasto in carcere Giuseppe 40, ex capomafia di Favara, che dalla fine di gennaio ha cominciato a collaborare con i magistrati. Le sue dichiarazioni, le sue ammissioni delle vittime del pizzo sono elementi nuovi usati dalla procura per gli arresti di oggi. L'indagine, coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, racconta di una mafia che parla di un linguaggio antico, perpetua organigrammi tradizionali, fa affari con la droga e le estorsioni e si vanta di esistere fin dalla storia del mondo. Ma non disdegna business nuovi. Ovunque ci siano fondi pubblici su cui mettere mano i clan accorrono. Dall'inchiesta è emerso infatti, tra l'altro, che il capomafia di Cammarata, Calogero Giambrone, avrebbe cercato di infilarsi nella gestione di una COP, la San Francesco di Agrigento, che si occupa di accoglienza di migranti.